Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora prendiamo ufficialmente atto dell'esistenza di due Donald Trump. Uno è quello raccontato quotidianamente sulle pagine dei giornaloni, nei dibattiti dei talk seri e seriosi, nella bolla del mainstream, cioè nel migliore dei casi uno psicopatico, più spesso un criminale, con la variante del criminale, diciamo, al soldo del Cremlino. Poi c'è il Donald Trump in carne e ossa, che è anche un Donald Trump che sta ridisegnando il mondo con una logica, una strategia delle priorità geopolitiche emerse chiaramente dal suo viaggio in Arabia Saudita, dalle interlocuzioni, dall'importantissimo discorso che ha tenuto in Arabia Saudita, da cui emerge anzitutto che Trump sta provando a ridisegnare il mondo in chiave anti-cinese su scala globale e anti-iraniana su scala medio orientale, attorno allo schema dell'approccio negoziale in funzione del benessere economico e della pace attraverso la forza. Questo è lo schema e il modo d'agire di Trump. Uno può criticarlo, ma dovrebbe parlare del Trump vero, non del Trump immaginario o auspicato, diciamo, dal mainstream che ne fa la caricatura. Andiamo a vedere gli elementi solo più salienti di questo viaggio in Medio Oriente che sta facendo Trump. Anzitutto c'è il disegno dichiarato di fare dell'Arabia Saudita il polo, o quantomeno uno dei poli nel disegno di Trump insieme a Israele, di un nuovo Medio Oriente all'insegna della pace e della prosperità, come ha detto lui. C'è stato l'auspicio ridichiarato espressamente che l'Arabia Saudita si unisca presto agli accordi di Abramo, che sono il dispositivo che poi è il punto di caduta, diciamo, diplomatico, ma non solo diplomatico, perché già dal nome il carico simbolico e storico è enorme, sono il dispositivo attorno a cui Trump immagina di ultimare il suo ridisegno del Medio Oriente. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita nella rifondazione di Gaza, che più al di là dei dettagli che hanno scandalizzato meno sulla comunicazione di Trump, e al di là anche delle perplessità che lo stesso Trump sta mostrando di avere verso alcuni elementi della politica di Netanyahu, che Gaza vada rifondata senza Hamas, è un assioma per qualunque uomo libero e degno di tal nome, e che in questa rifondazione l'Arabia Saudita debba avere un ruolo chiave, è un'ovvietà strategica e uno degli obiettivi di Trump. Poi c'è la citazione espressa dell'Iran, il grande nemico, diciamo, la teocrazia sciita, nemico della sunnita Arabia Saudita. E qui Trump ha, nel suo tipico approccio, ostentato bastone e carota. Sono qui oggi non solo per condannare il caos passato dei leader iraniani, ma per offrire loro un nuovo e migliore percorso. Non voglio avere nemici permanenti, voglio un accordo con l'Iran, ma se l'Iran respinge questo ramoscello d'ulivo e continua ad attaccare i suoi vicini, non avremo altra scelta che infliggere la massima pressione. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Qui c'è stata un'ovazione ovviamente nel consesso saudita.
per cui Trump nomina quella che è la principale minaccia alla stabilità medio orientale, quella che è la testa, diciamo, della piovra terrorista, le cui braccia sono Hamas, Hezbollah, gli Houthi, di cui Trump ha rivendicato l'iniziativa americana tesa a bombardarli per ripristinare la libertà di commercio, cosa sicuramente gradita all'Arabia Saudita. Quindi l'Iran può, come dire, prendere atto del nuovo gioco di Trump, oppure subire la massima pressione del medesimo, pace attraverso la forza. E poi c'è il tema di scenario. Il tema di scenario che sta emergendo anche in queste ore, dove Trump sta visitando il Golfo e che emergeva chiaramente anche dalla sua campagna elettorale in tema di politica internazionale, è un asse alternativo alla Cina. Una controvia della seta, dice qualcuno, ma è fin riduttivo, perché nella testa di Trump l'asse della stabilità globale ha 3 grosse tappe, incentivato ovviamente dall'iniziativa, dall'esposizione americana nel mondo. Trump non è un isolazionista nel senso stretto e caricaturale, è uno che non vuole sovraesporre, per esempio militarmente, gli Stati Uniti nel mondo, vuole costruire grandi piattaforme di accordi commerciali, tecnologici, economici, convinto d'altronde, come era un classico del liberalismo, Frédéric Bastiat, che dove non passano le merci passano gli eserciti. Allora nella sua testa questa grande controvia della seta mette insieme l'Arabia Saudita, potenza economica, energetica, potenziale stabilizzatrice del Medio Oriente, Israele, grande potenza tecnologica, storico alleato dell'America, elemento di democrazia e libertà in quello scacchiere, e poi più in là l'India, grande contraltare della Cina, perché nazione democratica, anch'essa emergente, per inciso potenza atomica, che per inciso ha, come dire, ascoltato la pressione di Trump per esercitare una de-escalation col Pakistan. Ebbene, l'India è un altro pezzo dell'asse che ha in mente Trump per contenere quello che per lui e per chiunque guardi i rapporti di forza del globo è la vera minaccia autocratica, cioè quella cinese. Ecco, ebbene, Trump sta ridisegnando il mondo, il Trump vero. Il disegno può non piacere, quello che è certo è che il Trump caricaturale esiste solo nella bolla di lor signori. Grazie a tutti, a domattina.